Bentrovati con il nostro Meg, parliamo di dimore antiche oggi diventate alberghi. Storico anche l'Hotel Due Torri a pochi passi dall'Arena di Verona. L'Hotel Due Torri si trova a pochi passi dalla casa di Giulietta e dall'Arena di Verona. È affacciato in una delle piazze più suggestive della città scaligera, proprio a fianco della chiesa di Santa Anastasia. Benvenuti. L'hotel è ospitato in un palazzo del 1300. Sì, addirittura 1300. Qui siamo proprio nella storia di Verona, assolutamente. I primi ospiti furono addirittura i Cavalieri Brandeburgo, che vediamo riportati negli affreschi qui della lounge, che vennero dalla Germania mandati a Federico II a aiutare i Can Grande. Quindi nel XIV secolo stiamo parlando. XIV secolo, 1350, esatto. Poi l'albergo ha continuato nel corso dei secoli ad ospitare tra l'altro personaggi illustri, importanti, re, regine. Abbiamo testimonianze di molte presenze coronate nel nostro albergo. E ai tempi, quando c'era il regno austriaco, perciò anche il Veneto faceva parte dell'impero austriaco, vennero molto spesso gli imperatori d'Austria. Infatti l'albergo si chiamò Gran Hotel Imperiale delle Due Torri. Una nota importante è anche che abbiamo una targa che ci ricorda la visita di Mozart quando era dodicenne e stette qui 15 giorni in questo albergo. E a proposito di impero d'Austria e di risorgimento, al secondo piano dell'albergo abbiamo il balcone dal quale si affacciò Giuseppe Garibaldi per parlare alla cittadinanza veronese. Conserviamo ancora la traccia del discorso di quando lui parlò dal balcone ai veronesi e addirittura il menù della sera stessa in cui intrattennero le autorità cittadine. Un menù molto corposo. Qui invece ci troviamo nella suite Santa Anastasia, costruita appositamente per lo sceicco di Dubai. niente po' di meno che. Niente po' di meno che Mohammed bin Rashid Al Maktoum venne qui nel 2012 in realtà per una gara di endurance, una gara di cavalli. Non c'era una stanza che per lui fosse sufficientemente lussuosa, spaziosa e così via, pertanto si decise di costruirla proprio per lui e venne ultimata proprio per la sua presenza. Qualche richiesta particolare? Oltre alle richieste che possiamo anche immaginare, ce ne fu una che non potevamo immaginare nemmeno noi, ci chiese di ordinare un quantitativo spropositato di acqua, un'acqua costosissima francese. Acqua minerale. Acqua minerale, bottigliette d'acqua, ma un numero molto grande che non utilizzò per bere ma per lavare la criniera dei suoi cavalli. In questi album vengono conservati tutti gli articoli relativi agli ospiti famosi che hanno soggiornato qui al Due Torri, ospiti ma anche quasi ospiti, come il caso di Gina Lollobrigida, no? Eh sì, fu una quasi ospite perché Gina Lollobrigida doveva venire qui, soggiornare da noi per fare uno shooting fotografico, arrivò in auto fin davanti all'hotel, nella foto si vede proprio che aprono il bagagliaio e stanno per ritirare i suoi bagagli. Era il 1971. Esatto, era il 1971, l'epoca dei paparazzi ed altri fotografi l'aspettavano in piazza, i paparazzi appunto, la fotografarono, lei se ne accorse, la foto è proprio quella che la fece arrabbiare, come dice il titolo, e decise di risalire in auto e semplicemente se ne andò. Chiuso l'album dei ricordi, saliamo all'ultimo piano dell'hotel, ne vale davvero la pena. Beh, da quassù il panorama è stupendo, si domina tutta Verona. Qui è veramente la terrazza più alta che c'è a Verona e abbiamo tutta la città ai nostri piedi. La capitale della lirica Verona, chissà quanti ospiti, tenori, baritoni, no? Soprani. Assolutamente, sono tutti passati qui, la famosissima Maria Callas è stata qui da noi, alla quale abbiamo dedicato anche una suite, il compianto maestro Pavarotti e anche Placido Domingo che si è esibito recentemente.